Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Porzus. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la 3ª volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti.
seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto de Relite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la celeste signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Rosanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia, era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi, aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Rosanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione.
Infonda la potenza dello Spirito Santo su coloro che hanno l'autorità di orientare il cammino verso la pace tra l'Ucraina e la Russia e anche in tutte le altre nazioni in cui regna la guerra e l'odio. Preghiamo. Ancora una volta preghiamo per le popolazioni provate dal terremoto in Turchia e Siria, sentano accanto a sé non soltanto la presenza dei soccorritori, ma anche la presenza di un Dio che non smette di amarli. Preghiamo. Custodisci i tuoi figli, Signore. O Padre, tu che ascolti la preghiera del tuo Figlio, accogli anche la nostra umile intercessione e donaci di realizzare nel mondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, in obbedienza al tuo comando, celebriamo questi misteri. Fa che i doni offerti in onore della tua gloria ci conducano alla salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi una offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Al numero 59, Dov'è carità e amore? Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Chi non ama resta sempre nella notte, e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. Dov'è
carità e amore, qui c'è Dio. Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra, dove carità e amore, qui c'è Dio. Imploriamo con fiducia il Padre Santo, perché doni ai nostri giorni la sua pace. Ogni popolo dimentichi i rancori ed il mondo si rinnovi nell'amore, dove carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo. Dio Onnipotente, il pegno di salvezza ricevuto in questi misteri ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo l'appuntamento molto importante di mercoledì prossimo. Ricordo che è mercoledì delle Ceneri, con cui, come dicevamo, inizia il tempo forte di Quaresima. In santuario le Sante Messe avranno orario feriale 10, 11 e 16. 10, 11 e 16. E ricordo che l'inizio della celebrazione delle ore 16 sarà come appuntamento nella piazzetta dell'Ipocastano. Ci sarà il canto delle litanie, la processione in chiesa. Ricordo che mercoledì delle Ceneri è il giorno di digiuno e astinenza anche dalle carni, e ricordo che anche ogni venerdì di Quaresima c'è il precetto appunto di osservare l'astinenza dalle carni. Un'altra offerta di preghiera è ogni venerdì di Quaresima. Ogni venerdì ci sarà alle ore 16:30 il pio esercizio della Via Crucis. La benedizione del Signore su tutti voi, solenne, e in particolare su Rosina, quella signora qui davanti, che oggi compie 98 anni, la Rosina, che è di San Leonardo, veneranda età, e noi le diamo una benedizione speciale perché lei da tanti anni, pensate, è zelatrice della nostra rivista La Madonna di Castelmonte. Allora la ringraziamo per tutti questi anni di servizio e che il Signore doni altrettanti anni, chi lo sa, ma certamente per il suo bene la ricompensi e gli doni veramente di sentire la Madonna, colei che ha per tanti anni servito, accanto a sé. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi guardi e vi benedica. Amen. Mostri a voi il suo volto e abbia di voi misericordia. Amen. Il Signore vi dia pace e salute. Amen. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Regina di Castelmonte, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita nel nome del Signore. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 141, Immacolata. Immacolata,
Vergine bella di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste, de guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Tu che nel cielo siedi regina, a noi pietosa lo sguardo inchina. Ascolta, o Madre, il nostro canto, a noi sorridi dal cielo santo. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi.